Un cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto e benvenuti a Terzo Tempo. Qualcuno dice è tempo di cambiamenti. No, non è cambiato assolutamente nulla, la trasmissione è sempre la stessa, è cambiato soltanto momentaneamente il conduttore perché Massimo Radina tornerà in sella alla trasmissione a partire da lunedì, causa influenza, ci sta guardando da casa, insomma si sta riprendendo e ha chiesto al sottoscritto insomma, di sostituirlo per quanto riguarda questi giorni da qui fino a domenica. Dunque Massimo, mi raccomando, riprenditi con calma, da lunedì insomma tornerai tranquillamente in sella. Per quanto mi riguarda un passo indietro, dopo circa 15 anni torno a parlare di calcio dilettanti, era dal 2007-2008 insomma che non trattavo più questo tema, però non c'è mai una prima volta, c'è sempre una prima volta e dunque bisogna sapere essere pronti insomma a continuare a raccontare quello che succede, i fatti di cronaca anche sportiva. Non sarò da solo, come sempre in compagnia degli ospiti e un parterre de roi, come si dice in questi casi. Vado a salutare Santa e Bernardo, ben ritrovato. Poi Amedeo Russo, ben ritrovato anche a lei. Jacopo Puntin, eccolo qua, buonasera anche a te, che tanto sei un volto noto per quanto riguarda gli appuntamenti sia di TV12 per quanto riguarda il calcio dilettanti, e poi Alberto Gallas, ben ritrovato anche a lei. Buonasera. Per quanto riguarda, come sempre tratteremo gli argomenti della domenica, dalla Serie D fino alla seconda categoria, con immagini, racconti, servizi svolti sul territorio. Allora, io direi subito, apriamo e mettiamo subito il pallone al centro del campo, possiamo cominciare la trasmissione, io direi dalla Serie D, chiaramente il primo passo, come si dice in questi casi, per capire cosa è successo nell'ultimo turno. È una Serie D che si sta muovendo in una certa fase positivamente per le squadre del Friuli Venezia Giulia, dall'altra chiaramente qualcuno dice è già deciso, la retrocessione ci sarà. Allora comincio subito con il primo giro, anche se la Deo Palla, non si sa mai, può sempre fare il miracolo, come si dice in questi casi. Allora il titolo che vedete sopra impressione è Lignano regola il Lavis 3-0, un Brian insomma che ha trovato la spinta giusta, come si dice, per continuare a sperare insomma di mantenere la categoria. Partirei subito con Santa Bernardo. Ma io li ho visti, sono andato a vedere la partita, non c'è stata storia, hanno giocato una grande partita sotto tutti i punti di vista ma io sono molto fiducioso perché li ho seguiti molto, è una squadra che sta bene, unita e coesa, gioca un buon calcio. Chiaro che la Serie D impegnativa è difficile, ma quello che si sono prefissati lo porteranno a casa. Insomma, lei vede positività insomma, di questa squadra? Sì, io non ho nessun tipo di dubbio sulla salvezza. Perfetto. Russo? Io sono positivo anch'io per quanto riguarda la salvezza del Lignano. Sta vincendo le partite che deve vincere come domenica. Io l'ho visti col Charlins settimana scorsa, ha fatto la sua partita, ha fatto gol, si è difesa bene e sono sicuro che se non rimaneva in 10 avrebbe portato a casa altri 3 punti. Jacopo? Li sto seguendo un po' da tutto l'anno e spero ovviamente nel mantenimento della categoria. Hanno giocato in maniera perfetta, hanno fatto quello che dovevano fare. Il Lavis comunque ha fatto la sua partita, però troppo poco, forse sia per la categoria che per il Brian. Infatti ha vinto 3-0 con un grandissimo gol di Alessio e poi Ciriello che quando è in forma. Gallas? Io sono parte in causa, nel senso che tifo per Lignano perché coinvolge poi anche le retrocessioni. Abbiamo detto, no? Si innesca tutta una scala. Della promozione, visto che magari la situazione del Chioms è un po' più complessa, tifiamo almeno per il Brian perché scongiurerebbe una retrocessione ulteriore. Quindi mi auguro che abbiano ragione tutti i presenti e che la squadra si salvi, insomma. Ecco, rimaniamo proprio subito, anche se possiamo tenere il titolo in onda così regia va benissimo, proprio un giro da parte vostra in merito a questo discorso legato alla catena di Sant'Antonio, no? Perché chiaramente ci sono queste retrocessioni in ballo, girando un po' i campi di calcio, soprattutto nelle categorie minori, molti presidenti, molti dirigenti magari si stanno lamentando per il fatto che si trovano magari a 2 punti dalla lotta per la promozione e a 1 punto dalla lotta per la retrocessione.
ristrutturazione, no? Perché abbiamo detto, insomma, dopo Giocoforza ci sarà la ristrutturazione dei campionati per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Qualcuno dice bene, perché finalmente si creerà anche qualcosa di un certo livello, però chiaramente magari qualche squadra che ci teneva a mantenere la categoria brontola sotto sotto. Allora comincio con Bernardo. Allora, chiaramente ne parlavamo fuori onda, la regola, il percorso diciamo si sapeva e quindi l'abbiamo accettato e bisogna accettarlo. Lo accettiamo per far sì che poi il Friuli alzi la qualità in tutte le categorie. E questo, io ho provato una volta sola, spero che non mi succeda mai più di retrocedere, e un boccone amaro da mandare giù a discapito però di alzare la qualità, perché dicevamo proprio prima che la promozione del prossimo anno sarà un campionato importante, bello tosto, qualitativo, e quindi speriamo che dia il giusto ripagamento alla sofferenza di quest'anno. Si parla tanto, almeno ripeto, da non addetto ai lavori in questo caso, si parla molto che ad esempio il Veneto, gli allenamenti si svolgono il pomeriggio, dunque c'è più, tra parentesi, più senso del respiro dell'erba, no? Rispetto magari a noi dove Giocoforza, insomma, essendo dilettanti, si lavora, non è che si ha tempo, insomma, non si fa per professione ma lo si fa per diletto, usando questo termine, allenandosi magari la sera in varie condizioni, magari anche i campi di calcio, si è abituati a giocare sull'erba, però dall'altra parte c'è magari il sintetico per venire incontro, ci sono varie cose che poi Giocoforza la domenica si sommano tra loro, no? Ma allora, io sono veneto, quindi conosco molto bene le realtà venete. Allora, allenarsi il pomeriggio per quanto riguarda promozione e eccellenza è assurdo, perché è un campionato di dilettanti, quindi ci si allena la sera, appunto, e basta. Di là è vero, qualche squadra strutturata lo fa, ne trae qualche vantaggio perché magari fa il quarto allenamento, eccetera, eccetera. Io penso che vada bene allenarsi alla sera. È chiaro che bisognerebbe invece, questo sì, perché l'ho provato in prima persona, migliorare le strutture, perché le strutture ti tolgono dei punti o ti portano dei punti. Chiaro. Russo? Sì, sono d'accordissimo con Sante. Allenarsi su strutture adeguate aiuta a fare punti. Io sono dell'idea che tutto fa punto, che sia i palloni, che sia il campo dell'allenamento, che sia il campo della domenica, che siano anche le casacche, qualsiasi cosa fa punto. Mettere un mezzo punto ogni volta fa sì che tu in un anno hai fatto 10 punti solamente per l'organizzazione. E questa ristrutturazione, diciamo, dei campionati come la vede? Ma diciamo che è una cosa che si sapeva già da inizio anno, quindi se qualcuno si lamenta perché in questo momento è in difficoltà, ma è una cosa che sapevano tutti dall'inizio. Prima o poi doveva essere fatto, il campionato di promozione diventerà il prossimo anno una eccellenza 2 e sarà anche molto più combattuto rispetto all'eccellenza, perché lo vediamo quest'anno, si fa quasi fatica a trovare chi vuole andare in Serie D, mentre in promozione ci saranno più squadre che vorranno andare in eccellenza, quindi sarà molto più combattuto. Sarà molto più combattuto, più tecnico. Mister, lei ha detto prima, io tengo d'occhio quello che succede, tifo per il Brian, perché sono diretto e indiretto interessato, ecco, volevo sentire la sì, sua. perché noi diciamo che come società in questo momento, trovandoci a Cusgnacco all'8° posto, saremo a metà classifica, in realtà siamo in questo momento in zona retrocessione, a un punto dall'ipotetica salvezza, però siamo in zona retrocessione. Concordo sul fatto comunque che personalmente non mi lamento della situazione, perché la sapevamo perfettamente dall'inizio, quindi sapevamo che se avevamo una squadra attrezzata e che avrebbe girato in un determinato modo avremmo fatto un campionato più tranquillo, viceversa ci sarebbe stato da soffrire. Per tutta una serie di fattori, primo a quello che comunque abbiamo saputo del ripescaggio, perché noi siamo stati poi ripescati quest'anno al 5 di agosto, chiaramente abbiamo fatto fatica ad allestire una squadra inizialmente che potesse essere da subito competitiva a medio-alti livelli in promozione. Insomma, ci siamo trovati con sicuramente una problematica all'inizio in un campionato tosto e adesso siamo in ballo e balliamo, però insomma
lo sapevamo e siamo ancora in corsa. Io sono personalmente comunque molto molto fiducioso, e il fatto che il Brian possa salvarsi aiuterebbe, perché consentirebbe di avere comunque una retrocessione in meno, e visto che siamo lì a un punto darebbe comunque una mano in questo momento. È proprio questo famoso gioco dei vasi comunicanti, no? della classifica attuale. Quest'anno c'è da sgarfare, quindi siamo in gioco e tutto potrebbe alla fine essere decisivo. Jacopo, tu invece come vedi la situazione? Sia per quanto riguarda, chiaramente ti chiedo, sulla ristrutturazione dei campionati, e poi, come si parlava con gli altri ospiti in studio, questa storia, no? Degli allenamenti fatti del pomeriggio piuttosto che la mattina, piuttosto che la sera, e via dicendo. Beh, gli allenamenti... La mattina no, non si allena. C'è il Brian che si allena la sera rispetto agli altri in Serie D che si allenano il pomeriggio in genere, e sulle strutture, vabbè, purtroppo tante società devono fare con quello che hanno, ma vedo che comunque tante società stanno provando a fare qualcosa. Hanno fatto il campo sintetico alla Forum, adesso lo stanno facendo a Fiumicello. Comunque tanti comuni, tante società si stanno mettendo all'opera per migliorare certe situazioni, poi ovvio dove è possibile, e il prossimo anno con la riforma dei campionati invece, sperando che si salvi il Brian, anzi sono molto fiducioso che lo faccia, e sarà una promozione molto bella, come dicevano anche gli altri in studio. Poi c'è anche da calcolare che ci sono più trasferte lunghe, le squadre devono andare magari da Trieste a Pordenone, quindi veramente diventa un'eccellenza in tutti i sensi. Ecco, tra l'altro ci sta guardando, so che ci guarda anche l'assessore Ammirante, magari cerchiamo, no Assessore, facciamo un po' di superstrade veloci, no, in questo caso, vabbè, non si risolve in poco tempo il tutto. A proposito di campi di calcio, Santa Bernardo, una volta si diceva, quando c'erano i campi a schiena d'asino, no? Dove, non dico erano dei biliardi, ma veramente si giocava in maniera perfetta, pioveva, si giocava comunque, nevicava, si giocava comunque, bastava buttare un po' di segatura, si giocava comunque. Diciamo che eravamo più abituati a giocare in strada e quindi un campo era bellissimo. Adesso magari i ragazzini vogliono allenarsi sul sintetico, di conseguenza mentalmente tutto cambia, vogliono prati perfetti, a discapito a volte anche della tecnica, perché i campi sconnessi alimentavano il gesto tecnico e quindi nascevano dei giocatori molto più forti. Però insomma l'evoluzione ci porta lì e insomma ci adattiamo come sempre. Chiaramente. Amedeo Russo immagino che sia più o meno insomma, sulla stessa lunghezza d'onda, no? Perché si è cominciati da ragazzini su questi campi spellacchiati, poi adesso, come si diceva prima, insomma, si trova già tutto pronto, poi basta una goccia d'acqua e si rimanda la partita. No? Beh, io quando ho iniziato a giocare in prima squadra in Campania e giocavo su campi in terra battuta, gli unici due campi in erba erano Ischia e Capri. Quando sono arrivato in Friuli mi sembrava di essere arrivato in Premier, perché erano tutti i campi in erba, per me all'epoca erano bellissimi. Io ricordo, se mi permette, quando seguivo all'epoca dopo la scuola elementare, anche le scuole medie, c'erano le partite di Serie C, no? Sì. Lunedì pomeriggio, ricordo anche il vecchio stadio del Vomero dove praticamente non c'era neanche l'erba, no? Certo. Era completamente un pantano quando andava bene. No? Sì, ma quella volta quando sono arrivato in Friuli era difficile andare a giocare per esempio a San Luigi, a San Sergio, perché erano campi sintetici dove nessuno mai ci aveva giocato. E infatti molti punti queste squadre le facevano in casa. Certo. Infatti si diceva, no, Gallas, a Trieste se porti a casa un pareggio sei fortunato all'epoca. No? Sì, poi io sono, diciamo, per il fatto di poter comunque migliorare nel tempo le cose, quindi è vero che magari un po' di anni fa, anche io ho giocato per tanti anni, c'erano campi, se vogliamo, se vai a vederli, magari anche peggiori di quelli di oggi, però è anche giusto che andando avanti ci sia la possibilità di andare a migliorare anche le infrastrutture. E da questo punto di vista ci sarebbe ancora molto da fare. Io parlo per Udine, dove abbiamo la società, e
Udine non ha un impianto oggi che sia, a parte questo dello stadio Friuli e ovviamente di tutto il centro sportivo di Udinese, ma a parte quello, in tutto il comune di Udine non c'è una società che abbia un impianto decente per fare una categoria medio-alta nei dilettanti. Infatti Udine non ha una squadra in eccellenza, sì l'anno scorso l'Ancona, ma perché aveva acquisito il titolo dal Lumignacco, altrimenti una squadra del comune di Udine non fa l'eccellenza da decine di anni. Perché? Perché non ci sono le infrastrutture. Gestendo una società mi rendo conto che il campo in terreno sintetico, che oggi va un po' per la maggiore quando sono le ristrutturazioni, agevola molto. Poi sicuramente non agevola lo sviluppo del gesto tecnico, ci sta anche quello come tipo di valutazione, però nell'ottica di poterlo sfruttare e anche di, diciamo, anche costo di mantenimento ti agevola moltissimo, ecco. Jacopo. Io invece sono troppo giovane per ricordarmi i campi terra battuta, purtroppo. Io ho sempre giocato su sintetici o comunque terreni, non campi bellissimi perché neanche categorie, non è che ne ho fatte di importanti, quindi ci sta a fare i sintetici, alla fine ti aiuta, soprattutto quando hai tante categorie, è giusto perché riesci a allenarti sempre, riesci a mantenere anche tanti ragazzi di settore giovanile profondi. Erano di sporchi. Mamme contente. Le mamme sono molto più contente rispetto ai tempi nostri. Noi ragazzi meno contenti magari. Però noi all'epoca, perché anche se la stazza ormai potrebbe ingannare il telespettatore da casa, però all'epoca avevo anch'io il mio fisichetto, insomma ho fatto le giovanili, però all'epoca insomma ci insegnavano anche a pulire, non si andava proprio col pantano attaccato diciamo alla tuta, perché all'epoca giocavo in porta, dunque dovevi pulire prima e poi la mamma chiaramente ti lavava là il tutto. Allora, torniamo invece alla cronaca attuale. Abbiamo detto insomma Lignano regola l'Avis 3-0, però un Chiarlins Muzzane e Corsaro a Treviso. Beh, sicuramente un ottimo risultato, anche perché veniva da una partita con Lignano giocata benino, ma con poche occasioni da gol, mentre domenica ha vinto una partita importante per il continuo del campionato. È un campionato di Serie D, secondo voi, che rispecchia in un certo senso quelle che sono le gerarchie dalla prima all'ultima, o comunque per i non addetti ai lavori abbiamo visto delle sorprese? Ma sinceramente no, cioè proprio lo rispecchia, perché ci sono squadre forti, le bergamasche hanno alzato il livello e quindi è stato un campionato tosto, e chi si è strutturato per cercare di vincere, Dolomiti, Treviso eccetera, Driese, sono tutte là sopra, e le altre per salvarsi sono lì che lottano, insomma. Forse solo il Chions perché aveva altri presupposti. Beh, c'è stato insomma anche questo... Però in tutti i campionati c'è una che crea, magari pensa di fare metà classifica, poi si trova in fondo. Ma per il resto, devo dire la verità, faccio un piccolo inciso su quello che hai detto prima. Probabilmente il Brian è l'unica squadra che si allena la sera, e secondo me bisogna fargli veramente un plauso per quello che sta raggiungendo, perché la Serie D è una categoria molto strutturata, cioè è un professionismo, quindi loro, grazie a strutture eccellenti, a una coesione societaria e di staff, stanno raggiungendo un ottimo risultato giocando un buon calcio. Questo è vero. Gallas, giustamente come si parlava prima, no? Questo gioco, il fatto che le categorie eccetera, mi ha un po' anticipato una domanda. Forse la Serie D possiamo parlare di semiprofessionismo, o è una parola troppo forte? No, non c'è il professionismo che il semi. Magari qualcuno da casa comincia a no, Serie D è dilettanti, secondo me è semiprofessionismo. Dilettanti forse dal punto di vista contrattuale, ma dal punto di vista dell'impegno è professionismo, perché se ti alleni il pomeriggio o fai doppi allenamenti il mercoledì e via dicendo, è evidente che resta poi poco spazio per un altro lavoro, così come magari i turni infrasettimanali il mercoledì pomeriggio, quindi è un campionato professionistico. Charlins lo sappiamo insomma che Presenza Nuda sta facendo un lavoro enorme per poter strutturare quella che è una realtà
professionistica ormai già a tutti i livelli, sia come giocatori della prima squadra, ma anche a livello struttura societaria, perché effettivamente è una vera e propria azienda. Questo concordo con lei. Dovevo fare il giro, come si dice, e invece ho fatto un po' di salto di qua e di là, allora per mantenere il giro, insomma, su questa bella vittoria del Ciarlins Muzzane. No? Sì, come detto prima, grande vittoria fatta a Treviso, e il Ciarlins sta facendo molto meglio rispetto agli anni scorsi, probabilmente anche spendendo meno, e forse è dovuto anche al fatto che si stanno strutturando meglio a livello societario, a livello di storia giovanile. So che vorrebbero, o già lo stanno facendo, portare fuori quota direttamente a storia giovanile, quella è una cosa importante perché ti fa spendere meno e ti fa sapere anche che fuori quota è in casa. Certo. Quindi si sta strutturando per forse un giorno fare quello che sogna da anni di fare il presidente. Allora Jacopo, tu che giri come inviato sui campi di calcio, mi puoi raccontare qualcosa di importante, nel senso che abbiamo un bel movimento calcistico che è un po' una tradizione, quella della Bassa Friulana, perché negli anni insomma la Bassa Friulana è sempre stato un bacino molto importante, ha dato tantissimi giocatori anche a livello di Serie A, di Serie B, di nazionale, insomma dovremmo stare qui ad elencarli, ci vorrebbero 2 trasmissioni per dire, tra nazionale A, nazionale olimpica e under 21 e via dicendo. Come vedi questa bella, diciamo così, realtà, anche il fatto che c'è un po' diciamo così, di agonismo anche per il fatto che c'è il derby, no? Da una parte Brian Lignano, dall'altra parte il Ciarlins Muzzane, insomma è diciamo così, una fonte, visto che nella Bassa Friulana ci sono le fontanelle, no? Alimentate dalle risorgive, è una fonte importante per mantenere alto anche il settore calcistico, per dare un segnale, no? Al Friuli Venezia Giulia. Beh, assolutamente, anche a livello di settori giovanili, magari avere dei settori giovanili importanti. Il Brian Lignano non ha la juniores, il Ciarlins e fa molto bene, ha tirato fuori Boi e Gaspardo, che sono Gaspardo di più, punto fermo della squadra, e quasi non puoi farne a meno quando giocano, e quindi fa sicuramente bene, e spero vivamente che un'altra squadra friulana vada tra i professionisti in C, anche perché con l'assenza del Pordenone è stato un problema anche per i settori giovanili professionisti, e tanti ragazzi si sono un po' persi in giro per il Friuli, ma anche dell'Italia. Poi quello dice magari non c'è più la voglia di fare calcio, perché i giovani d'oggi, no, pensano viva Dio, c'è la possibilità insomma di scegliere anche gli altri sport, poi uno diceva se non sai stoppare la palla è meglio che vai a fare altro, no? Però magari questo dicevo prima, no? Questo tra parentesi agonismo dentro e fuori dal campo tra Ciarlins Muzzane da una parte e il Brian Lignano dall'altra, insomma serve a dare una spinta, no? Beh, è il sale, sale dello sport, no? Cioè, sembra una roba scontata, no? Sembra tutto scontato, poi invece bisogna andare dai fatti al... Ma la rivalità penso che sia una cosa bellissima, no? Finché rimane dentro un certo parametro. E il fatto che si possano diciamo, pungolare uno con l'altro e che il derby sia veramente acceso. Io ho avuto la fortuna di fare tre partite di derby a Gorizia, cioè una città dentro la città che fa un derby, erano momenti fantastici, proprio cambiava l'aria. Sono le cose belle che poi avvengono qua in Friuli. Perché poi ci sono anche le rivalità, no? Addirittura se non ricordo male c'era stato un tentativo anni fa di fusione, no? Tra la Pro Gorizia e la Juventina. Che poi oddio, per quello che conosco io penso che sia impossibile. Sì, no, beh, immaginavo perché... sì, lì è proprio Roma-Lazio, stessa cosa, ma torno a ribadire, sono momenti che ti fanno dire che bello fare questo sport, che i sacrifici che faccio, eccetera, eccetera. Quindi ben vengano le rivalità, l'importante è che rimangano dentro un certo parametro. L'importante, sono perfettamente d'accordo con lei. Russo, possiamo dire, si parla tanto, no? Resilienza, questa è una cosa positiva, no? No, certo, come diceva Sante, che ha fatto un derby di quelli belli, perché Juventina e Gorizia hanno anche tifosi a seguito. Io ho fatto qualche derby da giocatore, come col Pordenone quando era a Sarone, o Fontana Fredda Sarone, Fontana Fredda Cordenons. Ciano bei derby, però più sali di categoria e più diventa bello. Certo. Io ero domenica scorsa a vedere Ciarlins Lignano e lo stadio era pieno.
ma non c'era un posto a sedere, anche vicino alla ringhiera era impossibile quasi da vedere la partita se arrivavi 10 minuti tardi. È bello per chi gioca, è bello per chi allena, è bello per le società, è bello anche per chi va a vedere non solo da tifoso ma anche come me, che ero tra virgolette estraneo, solamente per la curiosità di vedere una partita. Perfettamente d'accordo. Gallas, si diceva, no? Udine, lei ha preso un riferimento molto importante, no? Udine non ha una squadra, alternativa all'Udinese chiaramente, di categoria di un certo livello, no? Perché sono tutte un po' limitate a livello cittadino, forse non solo manca il livello strutturale, mancano un po' magari la logistica e via dicendo, forse troppi campanili interni, in un certo senso magari rompono, no, il giocattolo. Però a Cusignacco c'è stato un periodo, mi permetta, che c'era un derby anche, no? Anche se anche lì è dato tutto da una fusione, controfusione e via dicendo. Sì, beh, Cusignacco era un'eccellenza, però parliamo era una terza categoria all'epoca, no? Primi anni 90, sì. Quindi fine anni 90 forse. È passato un po' di tempo, diciamo. C'era già la TV a colori. 5 anni, sì, no, certo. Poi, ma da 35 anni a sta parte, ed era stato, a parte l'Ancona dell'anno scorso, è stata l'ultima squadra di Udine che era stata in eccellenza, quindi Udine mi pare fosse 25 anni, il comune di Udine non aveva una squadra in eccellenza. E questo insomma vuol dire che... Guardi, forse, non voglio sbagliare, mi permetta, forse la Pasianese, se non ricordo male. Che comunque però la Pasian di Prato. È al confine, Però parliamo comunque di 30 anni fa. Torniamo poi dietro. Ecco. È un fattore, nel senso che magari uno non ci pensa, però alla fine effettivamente è così. Ma il problema, ripeto, è... Non so se è tanto una questione di campanilismi, perché non è che ci sono tante società forti, ci sono molte società che fanno sociale, quello sì, e che hanno settori giovanili dove accolgono un po' tutti e prime squadre che bazzicano tra la seconda e la terza categoria. Ma qualcuno che voglia fare qualcosa di più in realtà c'è a livello di settore giovanile, l'Ancona, il Donatello, ma a livello di prime squadre a cui puoi dare anche uno sbocco a tutti questi ragazzi che sennò poi devono iniziare a girare per tutta la provincia, non c'è. Uno dei problemi maggiori, avendolo e provandolo in prima persona, è quello secondo me delle infrastrutture. Io sto cercando di battere la testa. Poi mi permetta, a Cusignacco c'è una bella realtà anche come logistica, no? Allora, magari il campo lascia un po' a desiderare. Nel senso, sì, al di là del campo, ma il campo lascia a desiderare perché poi si giocano... Se mi permette, io ricordo quando c'era il vecchio campo che era dall'altra parte della strada, adesso c'è l'area del calcio a 5. Sì, beh, lì era un po' di tempo fa. Battaglie, proprio erano battaglie vere e proprie. No, diciamo oggi ci sono due campi, quello principale e quello di allenamento, solo che quando inizi a avere prima squadra più 10 squadre del settore giovanile che si allenano tutte in un campo e giocano tutte in un campo, è un problema se vuoi iniziare a fare le cose in maniera un attimino più strutturata. Quindi ci sarebbe senz'altro la necessità di avere un campo in più. Ci stiamo lavorando, sto cercando di battere, se poi l'assessore D'Alzan ci vede, la saluto. Ci sentiamo spesso perché sto cercando in tutti i modi. Era tosta quando giocava, la D'Alzan, non me la ricordo. Stiamo cercando insomma di far capire se c'è la possibilità chiaramente che il comune venga incontro per fare questo tipo di investimento, che non è un regalo a me né tantomeno al Cusignacco, ci mancherebbe altro, è un regalo, quello sì, alla comunità, è un investimento per la comunità che noi quest'anno abbiamo dovuto all'inizio dell'anno mandare via dei bambini che venivano a richiedere di iscriversi perché non potevamo più fare squadre, perché effettivamente col piano di allenamenti non avevamo più spazio fisico dove mettere le squadre. E poi la gente giustamente si lamenta perché è del posto e dice io non posso giocare, ma questo ti dà già un po' la sensazione del fatto che con infrastrutture di quel genere lì puoi arrivare fino a un tot. Dopodiché se devi iniziare a fare già un'eccellenza fai fatica, perché giustamente poi ti arrivano ragazzi, giocatori e dicono dove sono capitato. Ecco. Jacopo, quando vai in giro a raccontare insomma il calcio dilettanti, magari l'occhio lo butti, no? Poi per il settore giovanile magari ti informi, no? Le varie società come si stanno muovendo, via dicendo, sicuramente e anche il dirigente calcistico è diventato una sorta di vocazione, no? Perché parlavamo prima, scusate, se è vero che in Serie D
ormai si deve parlare di semiprofessionismo, però chiaramente quando si comincia ad andare dall'eccellenza in giù sono moltissime le persone che veramente mettono a propria disposizione il tempo libero, sacrificano la famiglia a costo zero, anzi magari tirano anche fuori gli euro, no, per aiutare la squadra e sono lì ogni giorno, 7 giorni su 7. Decisamente poi i volontari in certe realtà fanno la differenza, è un sacrificio avere un settore giovanile importante, però se si lavora bene poi sicuramente ripaga, come vuole fare il Charlins che vuole prenderseli da dentro. Tante società nel loro piccolo, magari in promozione, provano a fare la stessa cosa o anche in eccellenza, e secondo me è la via giusta in tanti casi, uno per risparmiare e due anche per dare spazio ai giovani che poi sono veramente forti e dare opportunità. D'altronde, come dicevano i nostri vecchi, i nostri nonni, dicevano che i coreani si tocchin e dure, no? Nel senso che non è la Corea del Nord e la Corea del Sud, nel portafoglio quando si toccano non va tanto bene. Purtroppo vediamo che la situazione gioco forza si ripete e anche le società devono adattarsi, non è più come una volta dove gli sponsor c'erano, giravano, era più, non dico più semplice, però insomma anche i presidenti mecenati, no? Ci sono ancora, però non è che tutto è florido. Chiudendo il giro della Serie D, il titolo è pareggio a reti bianche per il Kions in casa, così chiudiamo anche per i nostri amici del Kions. La speranza, come si dice, non è l'ultima a morire, la classifica è quella, però insomma non si sa mai nella vita, no? Ma sembra nata un po' storta, no? Nata male, sta finendo un po' così, però speriamo che facciano qualche vittoria anche per creare un po' di entusiasmo all'ambiente, perché altrimenti è stato veramente un anno piatto dal punto di vista delle vittorie, che poi è il sale che ci trasporta a noi sportivi, e quindi speriamo che finiscano in crescendo. Questa è una cosa importante, come ha detto lei, anche per non trovarci poi brutte sorprese a partire magari da luglio con iscrizioni e via dicendo. È un peccato perché Kions è una piazza importante, una società ottima, tu ci hai allenato, sì. E non so neanche da quando non vincono una partita. Purtroppo se non si vincono partite il morale va giù e si fa fatica a far vittorie. E come detto è un peccato perché Kions è una piazza dove si sta bene, dove si può far calcio in modo tranquillo e bello. Speriamo che riescano a fare, ad oggi si può dire, un miracolo. Certo. Intanto stavo controllando il turno del prossimo turno, perché chiaramente non è che so tutto a memoria, allora giustamente devo tenermi informato, come si dice, leggendo il Garibaldi per quanto riguarda il calcio. Mister? Il prossimo turno non so dove No, il prossimo turno no, ma continuando sul Kions. Il Kions, visto che comunque lei è sempre che deve tenere d'occhio, come ha detto prima, perché è lì che galleggia, no? La situazione, diciamo che vedendo la classifica non è abbastanza disperata, poi soprattutto anche perché poi le squadre che ci sono davanti sono squadre forti e quindi non è che trovi qualcuno che in questo momento è in difficoltà, e anche quello, diciamo, non fa ben sperare. Poi tifo anche per il Kions ovviamente, però oggettivamente se la situazione del Brian è una situazione dove c'è una squadra che si vede che è in salute in questo momento, ecco, è una squadra che è dietro in classifica e dovrebbe svoltare all'improvviso. Per esperienza so che è difficile che magari questo possa accadere. Io personalmente ci spero, però oggettivamente penso che sia una cosa complicata a questo punto della stagione. Jacopo, già qualcuno, come si sentiva, no? Ha dato un po' il de profundis, perché chiaramente i numeri sono numeri, le chiacchiere sono chiacchiere, però diamogli, no, questa piccola fiammella di speranza. Vabbè, c'è, ma è proprio una fiamma pilota, perché... No, perché sennò qua, adesso vado là, prendo... No, mi dispiace perché inizio anno ero, non dico sicuro, ma speravo si salvassero tutte e tre, però se Portogruaro e Brian Lignano continuano a fare punti, poi si chiude anche la forbice dei play-out e diventa quasi impossibile, perché non si giocherebbero neanche i play-out a quel punto.
Questo purtroppo la matematica non lascia scampo. Allora, per quanto riguarda il prossimo turno per la Serie D, sabato c'è l'anticipo Bassano-Adriese, poi Campodarsego-Treviso, Caravaggio-Chions, Este Montecchio Maggiore, Lavis-Luparense, Mestre-Calvinoale, Portogruaro-Real Calepina, Virtus Ciserano-Bergamo contro il Brian Lignano, dunque il Brian andrà a giocare in trasferta a Bergamo, Villavalle Dolomiti Bellunesi, insomma, faccio subito un giro veloce che era pronosticata, no? dagli addetti ai lavori, però questa squadra che si sta comportando veramente forse oltre il limite di quello che era previsto all'inizio del campionato? No, squadra forte, c'ha giocatori veramente importanti. No, io lo dico da non addetto ai lavori. Hanno trovato una continuità, l'anno scorso hanno messo un tassello e stanno continuando, probabilmente c'è forza economica, c'è programmazione. Il Brian non è proprio una piazza, diciamo, famosa per il calcio, no? Oddio, il Belluno ha fatto tanti anni in Serie D, forse la C anche anni fa, ma lì si sono fuse delle società che stanno bene. Il Brian invece c'è una partita chiave, perché gioca contro una squadra che è sotto, dobbiamo tifare, insomma. Che non è una brutta squadra, fa pochi punti ma non è una brutta squadra la Virtus Ciserano. L'ho vista più volte già l'andata con il Brian e anche con il Cerlis Muzzane. È una squadra tosta che proverà a far punti sicuri contro il Brian dopo aver pareggiato col Chion soprattutto. Chiaro. È una squadra che raccoglie poco ma produce un po'. Ecco, chiuderà chiaramente il programma Cerlis Muzzane, Brusa Porto, anche qui ci auguriamo insomma che i 3 punti arrivino. Giusto per finire il giro, per quanto riguarda la Serie D, poi apriremo il capitolo dell'eccellenza. Dolomiti era una squadra che all'inizio doveva vincere, ma vincere non è mai scontato, lo stanno facendo molto bene. Ecco, c'è una programmazione ben mirata, no? Come si parlava prima. Ecco, lì non ci sono i campanili, no? Tanto per essere chiari. No, oppure suonano bene i campanili? Sì, quando vinci vuol dire che sei forte, hai l'annata giusta, hai la buona amalgama, insomma, come diceva giustamente anche Amedeo, è sempre molto difficile anche se sei una corazzata, anzi è sempre difficilissimo. Quindi bravi, anche perché lì di corazzate ce ne sono anche altre, c'è il Treviso in primis, quindi a quei livelli lì sicuramente non è semplice trovarsi in testa a questo punto, quindi bravi. Allora, apriamo la parentesi adesso dedicata all'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Il primo titolo è San Luigi sempre in vetta, vede tutti dall'alto in un certo senso, però qualcuno mi diceva prima, non dico chi, fuori campo, attenzione, che ci saranno sorprese. Allora, guarda, il San Luigi ha dato un grande segnale, perché io seguivo un attimino, era in svantaggio con l'UFM, la rimontata è andata a vincere all'ultimo minuto, insomma ha dei talenti, è una squadra mediamente giovane e quindi lavorano benissimo il settore giovanile, mettono i ragazzini dentro con grande coraggio e quindi si sta meritando questo. L'anno scorso ha avuto un'annata difficile, però ha trovato la svolta. Sicuramente questo tipo di campionato che diciamo non fa scappare nessuno e spesso quella sotto batteva quella sopra, ha riportato in corsa il Tamai, che è la squadra più attrezzata, più esperta. E soprattutto magari un Tamai che ha voglia di tornare nel suo Diciamo che il Tamai chiaramente giova di questo tipo di campionato, è chiaro che non può più sbagliare, perché sennò dopo diventa difficile. Chiaro. Però è lì. Russo, anche lei sulla stessa lunghezza d'onda? Sì, diciamo che ci sono 3-4 squadre lì per lottare a vincere il campionato e come diceva Sante è un campionato che ha permesso al Tamai di tornare naturalmente lì vicino, però il San Luigi ha una squadra attrezzata, giovani bravi, giocano su un sintetico dove loro sanno giocare benissimo, hanno dei giovani bravi e per ora sono 4 punti di vantaggio e hanno dato un segnale fortissimo domenica a vincere con l'UFM, che non è mai semplice, quindi per ora sono in vantaggio, ma sì, come dicevamo prima, occhio al Tamai perché sta tornando, anche se non deve avere più quelle amnesie che ha avuto fino adesso. Certo. Allora Gallas, dicevo, San Luigi sempre in vetta, però giustamente il titolo successivo è
Tamai si rifà sotto, frena il Codro e poi cade il Fontana Fredda. Sì, beh, penso che sia un campionato molto bello, perché quando poi resta così aperto e potrebbe restare insomma aperto fino alla fine, è bello e vincente, perché l'anno scorso banalmente il Brian invece ha fatto corsa un po' a sé. Quindi è bello che magari rispetto anche ai gironi di promozione che sono un po' più chiusi, invece questo qua di eccellenza sia molto, molto combattuto e onestamente potrebbe secondo me restare così fino alle ultime 2 o 3 giornate e sarebbe veramente molto molto bello, perché poi ci sarebbero le ultime giornate veramente delle partite al cardiopalma e sarebbe una bella cosa. Jacopo, allora abbiamo detto Tamai si rifà sotto, frena il Codroipo, cade il Fontana Fredda, San Luigi in vetta, tutto secondo copione? Beh, forse il Codroipo ha frenato un attimo, visto anche l'impegno infrasettimanale, poi che sarà stanchezza, che comunque ha una rosa lunga, però l'impegno c'è comunque. San Luigi, i giovani forti, poi è stato sfortunato anche che si è fatto male Carlevaris un paio di volte, poi è tornato, perché se ci fosse stato magari Carlevaris dall'inizio avrebbe fatto un campionato diverso, però comunque sono lì, Carlevaris quando è in forma, un giocatorone, quindi niente da dire, San Luigi davanti, poi aveva ragione Russo, vincere con l'UFM non è mai facile, le squadre di Zanutix sono spesso toste e l'UFM comunque ha dei giocatori ottimi, per essere un anno promosso l'UFM è una grande squadra e sì, il campionato è così, poi Fontana Fredda comunque sta lì dietro, un bel campionato, secondo me fino adesso è una bellissima eccellenza. Ecco, diciamo un Fontana Fredda che almeno da quello che seguivo io, ripeto, non da addetto più ai lavori, Fontana Fredda insomma che aveva lanciato, no, qualche messaggio di voglia di fare il salto di categoria. Beh, io ho sentito qualche giocatore di Fontana Fredda e si sono autodefiniti il Leicester di qualche anno fa, magari non lo vinceranno il campionato, ma stanno facendo un campionato al di sopra delle aspettative, perché lì hanno strutture importanti, hanno dei giocatori bravi e hanno un allenatore che si sta dimostrando all'altezza, se non di più. Certo. E tra l'altro, come ha detto lei, la cosa fondamentale, no? La struttura, anche lì Fontana Fredda, insomma è un campo che può ospitare anche match di un certo livello. No? Sì, ma anche i campi di allenamento. Sì. C'è anche lì una cultura, no? Una cultura fondamentale, tornando sempre sul discorso che lega un po' quello che si parlava prima, no? Questa voglia anche di mantenere la tradizione, portare qualcosa di una spinta giusta proprio per salvare la categoria, ma magari in prospettiva, no? Per fare il salto. Poi Fontana Fredda, anche Fontana Fredda ha una sua storia calcistica. Ma allora, intanto ho fatto 1 o 2 sintetici, 2. Quindi quello ha portato un valore aggiunto. Lo stadio è meraviglioso perché proprio respiri energia positiva, è proprio bello andarci. Adesso è un momento probabilmente di piccola flessione, ma hanno perso Salvador per un po' di tempo, che insomma è il bomber del campionato. Stanno facendo qualcosa di fantastico come neopromossa e adesso devono buttare un po' dentro le basi per il prossimo anno per continuare questo progetto. Insomma, io ero qua quando c'era il presidente che ha dichiarato che loro vorranno andare su, quindi vincere è difficilissimo perché vince uno e gli altri guardano, però insomma penso che non abbiano l'ansia di vincere quest'anno, faranno una programmazione, metteranno ogni anno un pezzettino giusto per poi far sì che arrivi l'anno giusto. Gallas, per quanto riguarda invece la lotta per mantenere la categoria, vedo che c'è un intasamento in un certo senso, una lotta veramente serrata, no? Per non perdere la posizione in eccellenza. Domenica che poi c'è stato lo scontro diretto, anzi sabato, tra Azzurre e Rive, decisa poi dall'ex, sicuramente è stato un momento importante da questo punto di vista. Non lo so come andrà a finire, però diciamo che Azzurre e Rive se la giocheranno fino alla fine. Sono 2 squadre forti entrambe, tra l'altro, che nessuna delle 2 penso avrebbe pensato di trovarsi a questo punto del campionato in quella posizione. Maniago ormai è più indietro, il Casassa resta comunque attaccato e se la giocano, diciamo, secondo me queste, però sarà tra queste 3 sicuramente molto interessante vedere chi di queste 3 poi si salva.
Ecco, tra l'altro Casarsa, avevo parlato un'occasione proprio col sindaco, so che anche lì c'è una prospettiva di ristrutturazione per quanto riguarda il centro sportivo, no? Torniamo poi sempre lì, però è evidente che se vuoi stare al passo coi tempi, vuoi continuare a investire e dare l'opportunità, no, di crescere ai ragazzi giovani e quindi anche alla società, è un passo necessario questo. Fontana Fredda è uno degli impianti migliori probabilmente in tutta la regione, sia come campo principale, dove infatti andavano a giocare Pordenone, a Triestina anche recentemente, e sia come impianti di allenamento. Questo fa, secondo me, il 50% di una società. Jacopo. Sulla lotta alla retrocessione interessante, dopo l'Arachiri dell'Azzurra, dopo il cambio di allenatore, il Rive inizio anno ho pensato facesse come l'anno scorso, che dalla difficoltà poi venisse fuori l'ultima parte di stagione e portasse fuori la salvezza, perché sotto a vederla inizio anno contro l'UFM ho visto un bel ritmo, comunque una condizione atletica invidiabile, e secondo me sarebbero venuti fuori a un certo punto, quindi la rincorsa per la salvezza è una cosa fattibile. L'Azzurra invece non riesco a darmi delle spiegazioni per quello che sta succedendo. Sì, perché avevano costruito anche una bella squadra, no? Esatto. Poi c'è stata questa incomprensione. Hanno uno, secondo me, dei portieri più forti che c'è nella categoria, che è Alessio, che è giovane. Credo Alessio, hanno dei bei giocatori, non mi spiego molto. E poi comunque ha delle vecchie volpi, come si dice, di quelli furbi, no? In attacco, che dovrebbero dare la spinta giusta, no? Gasci adesso hanno preso anche San Giovanni, che è venuto su dalla prima categoria. Due glieli ha presi Gallas. I Pudu sono andati via. Quindi, gliel'ha girati lei in un certo senso. Me li ha girati loro. si fa sempre il famoso cerchio. Allora fra 2 minuti circa, 2 minuti e mezzo andremo in pausa pubblicitaria e poi continueremo a raccontarvi dalla promozione in giù. Allora chiaramente Massimo Radina mi ha mandato una lista, è la lista di Radina, come si dice in questi casi, perché dobbiamo fare le nomination, no? In vista anche della puntata. Poi mi diceva Massimo, ci saranno anche, vi dico subito, anche altre novità per quanto riguarda poi la prossima settimana, perché apriremo confini che nemmeno il decreto di Schengen è capace di aprire. Allora, miglior squadra, San Luigi, 4 vittorie consecutive e 12 gol, una media di 3 a partita. Faccio il giro, d'accordo? Guarda, io sì, assolutamente. Sì, assolutamente sì. Prima in classifica, 4 punti di vantaggio, assolutamente sì. Certamente. Gallas? Con quei numeri lì non si può sbagliare. Come fai a dire di no? Voglio dire, sì. Magari io. Certamente. Jacopo? Decisamente, dopo la vittoria. Poi ma anche perché devi dire di sì, perché l'ha detto il tuo capo, se no... Sì, esatto. Io posso anche dire di no. Sono anche la voce meno autorevole. Io posso anche dire di no, perché torno a fare la cronaca e non faccio più il calcio, ma a parte gli scherzi. I numeri sono numeri, insomma, è talmente clara, insomma, che non si può sbagliare. Adesso passiamo al miglior allenatore, Livon del Sedegliano, preziosa vittoria in chiave salvezza a Torri, in questo caso campionato di promozione. Faccio di nuovo il giro. Mi piace come nome perché ho avuto modo di conoscerlo, l'anno scorso ha fatto qualcosa di grande, quindi sono contento per lui, sì. D'accordo anche lei? Per forza, altrimenti mi scrive all'istante, quindi sì. Te ne manda subito il messaggio, esatto. Proprio in tempo reale, come si dice, sondaggio in tempo reale. Gallas? Ma non più tardi di un paio di settimane fa ci hanno dato una bella ripassata, quindi sì, è una squadra che magari è meno qualitativa di altre del campionato, ma giocano, stanno ottenendo grandi risultati perché sono in questo momento sesti e quindi chapeau. Chiaro. Jacopo? Totalmente d'accordo. Sei perfettamente d'accordo. Allora, per quanto riguarda invece il miglior giocatore, Zismod, che ha deciso la doppietta nel derby, il famoso derby delle minoranze, in questo caso scendiamo ancora in categoria, Sovodnie e Breg, 3-2 alla fine. Qua faccio il fornasiere di turno. Bene. Non so se avete le immagini o cosa. Avremo anche le immagini, il famoso VFC, quando parleremo di prima categoria. Ma io ti dico Zufferli del centrosedia. Certo. Con un gol da quasi centrocampo. Io ce l'ho segnato, però volevo vedere se era pronto. Ecco. Io dico un nome banale, solo perché non conosco il ragazzo che è stato nominato,
Però dico Ciriello, perché Ciriello è per distacco il capocannoniere della Serie D. Gallas? Ma io vado sul nostro girone, che è quello che magari seguo più da vicino. In questo momento c'è una squadra che è la Giumonese, che sta risalendo in maniera prepotente e ha un giocatore, Zivec, che l'abbiamo incontrato 10 giorni fa, è tanta roba. Domenica ha risolto la partita a Martignaco con una grande punizione, quindi io in questo momento andrei lì. Jacopo? Io sono d'accordo con Ciriello, sia perché ero a vedere la partita, sia perché il capocannoniere, perché ne ha fatti 2, in area quando gli passi la palla fa gol, poco da fare. Allora, sono le 22.01, noi ci fermiamo per il break pubblicitario, dunque linea alla regia e dopo il tè caldo torneremo con voi in diretta per il secondo tempo di terzo tempo per raccontarvi la promozione fino alla seconda categoria. 180 secondi, siamo di nuovo con voi in diretta. Eccoci qua, terzo tempo, secondo tempo per quanto riguarda invece la nostra trasmissione. Abbiamo ancora una cinquantina di minuti in vostra compagnia per quanto riguarda insomma questa puntata dedicata all'analisi tecnica per quanto è accaduto nell'ultimo turno di campionato, già in prospettiva del prossimo fine settimana, insomma che saranno veramente sfide importanti. Vi vado, per chi si fosse messo chiaramente in ascolto audio video in questo momento, vado a presentarvi gli ospiti: Sante Bernardo, poi abbiamo Amedeo Russo, Alberto Gallas e Jacopo Puntin, che è il nostro inviato speciale sui campi. Fino adesso abbiamo parlato dell'eccellenza, chiaramente adesso rimescoliamo le carte e andiamo in promozione, partendo chiaramente dal girone A. Non so se Gallas del girone A è interessato in questo caso, sì, direttamente, no? Come si dice in questi casi. Allora, chiaramente nuovo Pordenone consolida la testa e vede l'eccellenza, no? Gioco forza, sembra quasi una frase scontata. Vabbè, dai, sono là, dai, ormai il prossimo anno allestiranno, penso, una squadra per vincere anche l'eccellenza, giusto così. La piazza chiede quello, c'è entusiasmo, che è la cosa più bella. Andare a giocare contro il Pordenone penso che sia emozionante. Poi tornare al Bottecchia. Ha arricchito i chioschi di tutto il Friuli, no? Perché c'è un sacco di tifosi che vanno a seguire anche in trasferta la squadra, e quindi è la squadra più forte, lo dicono i numeri, punto. Chiaro. Poi giustamente, come ha detto lei, la cosiddetta quarta serie, la Serie D, è il luogo giusto, la location giusta, no? Per Pordenone calcistico. Sì. Dopo spero che ci sia dietro una programmazione. Chiaro, un progetto valido per tentare magari, chissà, di nuovo fare qualche passo più avanti. Immagino che anche lei sia sulla stessa lunghezza d'onda di quello che stiamo sentendo adesso. Beh, diciamo, il Pordenone l'ho visto un paio di volte. Naturalmente è una società che non c'entra nulla con la promozione, ha un allenatore che conosco benissimo perché abbiamo giocato insieme, l'anno scorso ha vinto il campionato di promozione e potrà fare tutti gli scongiuri del mondo, sia lui sia gli altri ragazzi che conosco, ma penso che a questo punto del campionato debbano solamente continuare per poi festeggiare la vittoria del campionato. Diciamo che al momento, no, Gallas, lo champagne o comunque il prosecco è messo nel frigo, però giustamente bisogna sempre andare coi piedi di piombo perché la palla è rotonda, così mi insegna lei, no? La palla è sempre rotonda, non si sa mai. No, beh, dai, ma comunque le ha viste, insomma. L'unico dubbio che ci può essere se sarà la quartultima, la quintultima o sai dalla fine, non penso ci siano altri dubbi, voglio dire, ha una supremazia comunque dimostrata. Dietro comunque non ci sono squadre che stanno correndo, ce ne sono due che stanno facendo molto bene, che sono il Tricesimo e il Pugliese, ma sono già staccate abbondantemente. Quindi... Infatti avevamo detto le altre per i piazzamenti. Sì, le altre sono già due che si sono staccate, che si faranno sicuramente tra di loro il playoff, è abbastanza tutto definito, ecco, sia nella prima che seconda e terza posizione. Da quel punto di vista non vedo grandi dubbi. Il Pordenone è una squadra che se fai 16 vittorie e 3 pareggi non è facile, anche se hai individualità come ce le ha il Pordenone, quindi noi li abbiamo incontrati sabato e sono bravi perché anche quando magari hanno la giornata
un po' storta, riescono comunque a cavarsela. Non è facile perché ogni domenica ti trovi la squadra avversaria col coltello tra i denti, che fa la miglior prestazione stagionale, perché capita sempre così, quindi ottenere quei risultati a fronte di tutte queste cose, bravi e forti, poco da dire. Jacopo, chiaramente hai già cerchiato di rosso il giorno in cui ci sarà il servizio speciale per festeggiare la promozione del Pordenone. Sì, anche se probabilmente andrà Massimo, non io a farlo. Beh, come sempre, poi va lui, ma comunque questo è assodato. Ecco. Però tu hai già segnato, no, il cerchiolino rosso sul... Sì, beh, probabilmente è così sicuro che vinca la promozione, poi in questa promozione, ma in quel girone, penso che la lotta più interessante sia quella, almeno da fuori, poi dopo da dentro sicuramente è snervante, ma quella per la salvezza, ed è lì dove si gioca questa promozione in realtà, come un po' anche quell'altra. Senti, visto che, ripetiamo, tu sei uno dei nostri inviati importanti che gira il Friuli Venezia Giulia, diciamo, l'atmosfera a Pordenone, ormai si aspettano questa promozione, come vedono, come sono i tifosi, non solo quelli che vanno al Bottecchia, ma anche quelli che frequentano e tifano Ramarro? Beh, io quest'anno in realtà il Pordenone non l'ho mai visto, però sono andato spesso a Pordenone a vedere partite negli anni prima e ti dirò che l'ambiente a me è sempre piaciuto, Pordenone, quest'anno sicuramente fa da sfondo a quella che è una cavalcata fino all'eccellenza, bellissimo, e poi come detto va a arricchire i chioschi di tutto il Friuli ed è bello così. Alla fine avere una realtà così nel calcio dilettanti può fare anche piacere. Perché torniamo sempre sul discorso di prima della famosa resilienza, no? Cioè, sì, magari poi anche giocare le partite insomma contro di loro deve essere anche stimolante. Se giochi in casa loro forse c'è anche un po' di timore, però se vengono in trasferta da te poi è anche stimolante con tante persone a vedere, con il tifo caldo. Può essere bello anche per i ragazzi che giocano. Vero, vero. Facciamo ancora un giro sul Pordenone. Si parlava anni fa, quando il Pordenone, tanto ha giocato anche qui allo Stadio Friuli, in B all'epoca, si parlava di questo stadio, no? Perché ormai sono anni che sento parlare del famoso stadio Pordenone. Secondo voi è un progetto che è ancora fattibile nel tempo, chiaramente un passettino alla volta? Ma a quel tempo c'era Lovisa che era un visionario, nel senso che a livello di idee a me piaceva molto, dopo, cioè aveva creato un certo tipo di entusiasmo e quindi ci aveva fatto credere che poteva essere possibile anche costruire lo stadio. Si dovrebbe andare lì, però poi vedo che fanno fatica in Serie A a costruire gli stadi, quindi non so questo. Ci siamo veloci come a Udine, come si dice in questi casi. Beh, tutto dipende da quali sono le intenzioni del Pordenone. Perché se l'intenzione del Pordenone è arrivare in Serie D e poi rimanerci per un po' di anni, il Bottecchia penso che sia sufficiente. Se invece l'intenzione è quella di voler provare a ritornare dove era arrivato il Pordenone Lovisa, si fa fatica, perché poi devi giocare sempre fuori casa, ci potrebbe essere Fontanafredda, ma non so neanche se Fontanafredda è adatto per la C. Sì, è adatto per la C, sì. Addirittura per la B allora ci sarebbe Fontanafredda, però poi... è un progetto che so che sono anni. No, però poi il problema è che il Fontanafredda poi si deve spostare da un'altra parte, come è successo l'anno scorso, come è successo... Quindi dipende tutto da loro, ma bisogna fare passettini giusti e poi vedere se i progetti stadio possono essere fatti. So che anche a Carlino c'è un progetto di fare lo stadio nuovo, ma in Italia non è mai semplice. C'è sempre, qualcuno diceva a Gallas che Italia 90 è stata la grande occasione per ammodernare gli stadi, poi abbiamo visto che Obrobri sono venuti fuori, no? Stadi addirittura ricostruiti dopo 16 anni, vedi il delle Alpi di Torino, oggi Allianz Stadium e via dicendo. Ma torniamo a noi, Pordenone secondo lei è ancora un progetto valido, ancora un progetto aperto per quanto riguarda la casa? Non vedo il senso onestamente di andare a fare uno stadio nuovo a Pordenone, nel senso che comunque Bottecchia è uno stadio che per le necessità di una piazza come Pordenone e anche per il pubblico che poi segue il Pordenone, che è numeroso sì, ma in unità di misura di 1000, 2000, 3000 persone, anche quando facevano, voglio dire, la Serie B. Onestamente fatico a comprendere la necessità di avere uno stadio nuovo, può essere una cosa
piacevole sì, ma l'utilità onestamente quando hai già un impianto come il Bottecchia di oggi, Chiaro. hanno un impianto di allenamento buono, bello, e quindi a mio avviso insomma dal punto di vista del terreno di gioco, il stadio principale, non vedo questa utilità, ecco, questa grande utilità di fare un stadio a Pordenone. Jacopo. Beh sì, il centro di allenamento molto bello, è stato anche un po' la fortuna del settore giovanile quella volta, perché il settore giovanile di Pordenone era forte, era in Primavera 2, quindi è stata la fortuna del Pordenone per quegli anni lì, e poi il Bottecchia sì, secondo me è sufficiente, poi fino in D comunque ci sono anche realtà come Portogruaro che hanno il velodromo, che hanno uno stadio, e addirittura il Bottecchia c'è anche una tribuna in più, quindi più che sufficiente. Certamente. Per quanto riguarda il girone A di promozione, traffico anche qui in zona retrocessione. Partiamo direttamente da Gallas in questo caso. C'è traffico, sì, c'è parecchio traffico. Non c'è la ZTL in questo caso, non c'è una ZTL. No, è un bel casino, nel senso che ci sono 6, 7, 8 squadre quasi in 6 punti e di queste qua se ne salveranno 2, 3. Quindi cambiano poi le gerarchie ogni settimana, ci sono anche risultati che non ti aspetti, squadre che sembra che perdano terreno poi risalgono, squadre che risalgono e poi improvvisamente tornano giù. Penso che arriveremo così fino alla fine onestamente, perché ormai se dopo 20 giornate queste sono la classifica, difficile che oggi qualcuno possa improvvisamente partire o qualcuno possa crollare. Secondo me si proseguirà così fino alla fine. E il Cosignaco siamo certi che darà filo da torcere. Il Cosignaco siamo certi che si salverà. Però vale la stessa regola degli altri, insomma, la matematica è ancora lì, no? No, beh, addio, matematica, cioè, siamo a un punto in questo momento, non è che siamo staccati. No, l'obiettivo nostro era dal primo giorno quello comunque di salvarci, ecco. Sportivamente parlando sarebbe abbastanza una tragedia, ecco, la retrocessione, non era nei piani. Però c'è da dire che comunque veniamo da 2 promozioni di fila, 2 anni fa facciamo la seconda categoria giocando con tutte le squadre qua di Udine che fanno sociale, dopo 2 anni ci troviamo il Pordenone, quindi chiaramente l'impatto e il cambiamento è stato molto rapido, stiamo cercando di ambientarci più rapidamente possibile, l'anno è stato probabilmente quello meno fortunato per cercare di ambientarsi, però penso che abbiamo in casa tutta la qualità e la personalità, l'esperienza per poterci salvare, ecco, a tutti i livelli, in tutti i ruoli. Quindi secondo me abbiamo una squadra attrezzata per portarla fuori. Ecco. Senta, una curiosità, quanta gente segue il Cosignaco in casa? Contando amici, parenti, fratelli, genitori, una ventina, no, sarà una cinquantina di persone, non di più, dai. No, non siamo al Pordenone né... comunque c'è un po' di movimento, dai, questa cosa importante. Sì, legato più che altro ai giocatori che portano poi amici. L'età media della sua squadra, scusi? Ma abbiamo ringiovanito parecchio, nel senso che abbiamo tanti ragazzi giovani, quindi dal 2000 in su, quindi dai 25 anni in giù, e poi invece un blocco più senior, quindi sulla trentina, 30-32 anni. Ecco. Quindi diciamo abbiamo 2 blocchi. Insomma, si riesce un po' a livellare. Sì, ma secondo me abbiamo un giusto mix. Ecco, per quanto riguarda invece Bernardo, abbiamo detto insomma zona, retrocessione, traffico e via dicendo, secondo lei cosa si aspetterà da qui alla fine del campionato per quanto riguarda il girone A di promozione? Là bisogna lottare, Cioè, per salvarti devi avere il coltello tra i denti, c'è poco da fare perché adesso la classifica è girata, ogni punto è fondamentale, quindi il gioco, tutte queste cose qua adesso si azzerano, devi solo portare a casa, in qualsiasi modo, ok? Non irregolare, però sportivamente in qualsiasi modo devi portare a casa perché penso che, come diceva il Presidente, che si giocherà lì, 1 punto, 2 punti, una sale e una scende. Chi sarà un po' più continuo, chi
anche quando la giornata è difficile, si porta a casa il punticino, può salvarsi. Moso coltello fra i denti, come diceva giustamente. Sì, diciamo che sia nel girone A che nel girone B, dopo se riesci a fare 2 o 3 vittorie sei quinto in classifica, se invece ne perdi 2 o 3 sei terzultimo. C'è una squadra che fino a poche giornate fa sembravano spacciate, metti Gemonese da una parte o Azzurra, San Giorgina dall'altra, che invece con qualche vittoria si sono portate lì e chi sta sopra deve stare attenta, perché non trovassi invischiato. Sì, no, ma ti trovi invischiato comunque, perché con una sconfitta ti ritrovi lì. È una questione di appetito. Guarda il Corva, che comunque il Corva sembrava una squadra che doveva tenere testa al Pordenone, e invece oggi il rischio è grosso, sì. È finita Sì. nelle sabbie pericolose delle secche della zona retrocessione. Questo per quanto riguarda il girone A. Adesso apriamo invece il capitolo per quanto riguarda il girone B. Prima però di parlare del girone B e analizzare quello che accade nel girone B, andiamo a vedere, cara regia, e vado a ringraziare Francesco Zilli e Pietro Piccin per quanto riguarda la regia di oggi della nostra trasmissione. Allora andrei torniamo indietro leggermente di qualche giorno, nell'anticipo di sabato tra il Lavarian Mortean e il Corno. Insomma, qualcuno diceva che doveva essere una passeggiata e invece per un pelo il Corno non fa lo sgambetto alla prima in classifica. Allora andiamo a vedere il servizio, poi torniamo in studio e sentiremo anche 2 battute poi raccolte a caldo. Al Franco Beltrame di Mortegliano va in scena LME contro Corno Calcio, il Lavarian che vuole continuare sulla striscia positiva e il Corno che deve riprendersi dopo il pareggio con la Manzanese. Parte forte il Corno Calcio con un tiro di Mevlia parato da Peressini, poi messo fuori il pallone da Maestrutti, pallone in mezzo di Del Fabbro, Ilic con la mano. Secondo l'arbitro il tocco c'è stato, allora munizione per l'attaccante della Lavarian Mortean Esperia, e poi Del Fabbro mette fuori il pallone e l'occasione del gol arriva con Zucchiatti lanciato in profondità. Una sentenza, 1-0 per l'LME con dedica alla compagna per il nuovo nascituro. Rivediamo il gol con il tocco sotto di Zucchiatti, sempre più primo in classifica cannonieri, e la dedica per De Cecco dopo il suo infortunio al ginocchio. Il gol del Corno arriva con Leban in comprensione di Maestrutti e la difesa del LME, e Leban fa 1-1 battendo Peressini per il Corno. Poi pallone in mezzo, Ilic, ottimo lavoro, sponda Del Fabbro, parata di Nappi, il portiere classe 2006 si mette in mostra anche Peressini, gran parata su punizione, e poi il gol di Bevilacqua per il 2-1, ribaltone del Corno in pochi minuti, gran parata di Peressini, e Bevilacqua ribadisce in porta da solo Sinigaglia a marcarlo nel secondo tempo. Entra forte l'LME con Ilic 2 volte, poi Steven Mantovani per Zucchiatti, pallone fuori, cross in mezzo del Corno ancora con Leban, occasione, pallone messo fuori, entra Madi, serve subito in profondità, Tirelli, para ancora Nappi, bellissima parata, poi sterzata di Mevlia, pallone fuori, Del Fabbro in profondità per Maestrutti sul finale, e poi Madi entra e segna 2-2, la riprende l'LME da solo. Madi in area entra e fa la differenza, finisce così 2-2 tra LME e Corno, un punto a testa, e per come si era messa forse va bene così. E allora adesso andiamo a sentire la clip, cara regia, in merito alle interviste raccolte al termine del match. Credo che il pareggio sia un risultato giusto. Le squadre sono equivalse più o meno in campo, abbiamo avuto qualche mezza occasione in più noi, ma tutto sommato il pareggio è giusto. Beh, è un 2025 che non è iniziato proprio nel migliore dei modi, c'è forse poco feeling con la vittoria in questo primo periodo. Quali possono essere i temi di questo problema? In questo momento ci mancano 2 giocatori importanti, purtroppo uno non l'avremo fino a fine campionato, speriamo di recuperare Miano, perché nelle partite casalinghe Miano ci dà una grossa mano in mezzo al campo. Io credo che per la mia squadra parlare di assenze sia una mancanza di rispetto sia nei confronti dei miei giocatori che penso anche delle altre squadre. Abbiamo tanti giocatori di valore, sono bravi, si impegnano,
abbiamo effettivamente avuto qualche defezione, che però alla fine fa parte, in un campionato ce le hanno tutte. Noi dobbiamo essere più bravi a gestire i momenti, più bravi a entrare nei momenti della partita e magari un pochino più con cattiveria, che questa un po' ci manca. E sì, effettivamente peccato, perché questo inizio di girone di ritorno abbiamo fatto troppa fatica, stiamo facendo troppa fatica, dobbiamo assolutamente rimettere la testa lì, perché concediamo dei gol troppo banali per una squadra che ambisce appunto ad andare in eccellenza. E questo insomma è il commento dopo partita. Torniamo al titolo di apertura, chiaramente la Varian Mortean, l'ME insomma frena, il Forum Miuli invece si rifà sotto, approfitta del passo falso della capolista, va a vincere a Pavia contro l'Ancona Lumignaco e insomma in qualche maniera torna a mettere la testa, no? Come si dice in questi casi. Ma penso che la Varian avesse col mio socio qua avesse chiuso il discorso all'andata, no? Poi hanno reso, io la metto così su una battuta, hanno reso il campionato interessante, quindi può essere che la Forum possa, diciamo, mettergli il fiato sul collo. Certo. Allora, prima di sentire, andrò a chiudere con Russo, Gallas, d'accordo su quello che, insomma, anche qui magari può essere una frenata in corso d'opera, può capitare, insomma, no? Bah, Dio, se venisse rimontato la Varian sarebbe penso una roba storica, clamorosa, nel senso che nessuno l'avrebbe penso immaginato né all'inizio del campionato, ma tanto più ovviamente dopo il vantaggio che aveva accumulato. È ancora lunga, prima di insomma adesso dire che le gerarchie possono essere capovolte. Il Forum però è lì, bravi, perché comunque non mollare, continuare a crederci quando magari 6-12 punti di distacco non è semplice, continuare a mantenere motivazioni. È ancora lunga, io onestamente ecco, penso che, insomma, visto anche il vantaggio accumulato, le individualità che ci sono, sarebbe veramente un suicidio. Diciamo che alla lunga, insomma, tutto si rimetterà. Non conosco l'ambiente, qui c'è qualcuno che conosce sicuramente meglio di me, però ecco, visto da fuori sarebbe veramente un suicidio, cioè uno andrebbe a pensare veramente che qualcuno gioca contro. Chiaro. Jacopo? Beh, quella col Corno non è stata una bellissima partita da parte di nessuna delle due squadre, sinceramente, però sono anche dell'avviso che una squadra forte quella partita lì la pareggia, e infatti l'ha pareggiata, quindi infatti ho detto nel servizio, per come si era messa va bene così, perché una squadra forte poi quella partita porta a casa qualcosa. E il discorso campionato, c'è una flessione in questo periodo, ci sta, poi ci sta e anche non ci sta allo stesso tempo. Però comunque tante squadre con cui hai giocato l'andata probabilmente adesso lottano un po' di più per i loro obiettivi, si vedono un po' più col fiato sul collo per quanto riguarda le varie lotte, retrocessione o playoff, e poi magari anche rispetto all'andata hanno voglia di rivalsa, quindi ti mettono un po' di pressione. Bravissima la Forum Miuli a stare lì dietro, 6 punti non sono tantissimi, però comunque da quello che ho visto la Varian mi è sembrato più forte. Allora Russo, si dice nel gergo contadino che quando si semina non è che si raccoglie subito, però è fondamentale anche mettere la semina, no? Per poi raccogliere a fine stagione. Bah, diciamo che probabilmente avevamo seminato bene nel girone di andata, perché abbiamo chiuso con più 12 senza mai perdere, 13 vittorie e un pareggio e 4 vittorie e un pareggio in Coppa. Come aveva detto giustamente Migliore, non è una squadra che vuole vincere, non può giocare in questo modo, hanno una flessione. Giocare contro il Corno sicuramente non è semplice, all'andata vincevamo 3-0 il primo tempo, ci hanno recuperato, poi l'abbiamo vinta 4-3, però diciamo che tutti pensavano all'inizio, quando si continuava a vincere, che avremmo stravinto il campionato, che era impossibile batterci, che eravamo la più forte, e probabilmente qualcosa è cambiato. Chiaro. Senta, ma cos'è successo col suo, un po' anche dimmi di no, perché non le chiedo così da normale cronista di provincia, chiedo come mai si è rotto il
il rapporto tra lei e la società? Bah, questo l'avevamo già... Vedute... Sì, diciamo che vedute diverse, non mi divertivo più come già avevo raccontato a Massimo, non sentivo più la fiducia della società, mi sono fatto da parte serenamente. E non è semplice, mi permetta, non è No, semplice. perché sfido chiunque ad abbandonare una squadra a più 12 prima in classifica, ma ho avuto la forza di farlo perché non sentivo più di dover rimanere e mi sono fatto da parte. Non sono sicuro che nessuno sta remando contro la squadra, anzi sono lì primi in classifica e tutti vorranno vincere il campionato, tutti i ragazzi che sono lì, ma sono sicuro che se prima erano 3 o 4 giocatori che non erano felici, adesso secondo me sono 14-15. Insomma, come ho detto prima, la semina, no? Poi a fine anno si raccoglie. Poi essere felici vuol dire tutto o niente, nel senso che non vuol dire giocare sempre per vincere, ma dall'altra parte non c'è proprio questo entusiasmo. Per quanto riguarda invece la zona retrocessione, ci sono 2 nobili decadute, verrebbe da dire, no? Manzanese e Cormonese, probabilmente all'ultima spiaggia, Gallas, vista la situazione. Beh, penso anche oltre l'ultima spiaggia, nel senso che il distacco dalla zona salvezza per le ultime 4 sia difficilmente colmabile, ecco, a questo punto, anche perché se si trovano in quella posizione dopo 20 partite è difficile pensare che ci possa essere un cambiamento. Mi permetta, Gallas, magari la Cormonese in un certo senso aveva fatto una squadra per cercare di salvarsi, no? Però vedere una Manzanese, per quello dicevo 2 nobili decadute, no? Come si diceva una volta, vedere una Manzanese a Naspare, dopo quello che erano stati i progetti anche di rinascita della Manzanese dopo il recente passato. Si vede che comunque c'è stato un cambio societario tra l'anno scorso e quest'anno, trovare comunque gli sponsor per affrontare un campionato di promozione come era quello di quest'anno non era probabilmente così semplice, non sono riusciti a trovare la quadra giusta. L'anno scorso hanno vinto 2 campionati di fila, perché hanno vinto la seconda, l'anno scorso hanno vinto anche la prima categoria. Quest'anno si vede che non sono riusciti a mettere vicino quel qualcosa in più che gli serviva. Hanno cercato di lavorare sui giovani che però in questo momento non erano ancora pronti per la categoria. La famosa amalgama, no? Come si diceva, no? Prima, no? Lei non so se si ricorda il presidente del Catania all'epoca, Massimino, un giorno un giornalista disse a questa squadra manca l'amalgama, lui disse se me lo compra lo faccio giocare in un certo senso. Sì, manca l'amalgama, ma probabilmente manca anche un po' di qualità, ecco, evidentemente, se poi resti così indietro. A questo punto del campionato penso che sia molto difficile per Ancona, Union, Manzanese, Cormonese riuscire a recuperare, ecco. È una situazione un po' particolare per il calcio del distretto della Sedia, no? Perché io voglio sottolineare questo perché insomma la Manzanese è un peccato vederla lì come giustamente tante altre squadre che hanno comunque un passato glorioso alle spalle, una cultura calcistica anche seminata. C'è un centro sedia però che sta... E arriveremo anche sul centro sedia per quanto riguarda la prima categoria, no? Diciamo che dall'altra parte è un centro sedia che sta tornando fuori, che mantiene insomma alto il vessillo per quanto riguarda il calcio nell'area del Manzanese. Lei se l'aspettava, soprattutto la situazione della Manzanese, oppure... Manzanese, per forza di cose io sono tifoso perché noi quella volta abbiamo vinto il campionato di eccellenza, la Coppa, e quindi ho avuto sempre l'occhio. No, me l'aspettavo però. Lei, se non ricordo male, all'epoca quando era stata recuperata la squadra, no? Se non ricordo male, noi eravamo lì con Fabio Rossito, Filippo Fabbro, Paolucci, che adesso è il direttore del Brian, e era stata un'annata magica, per cui ti rimane un po' nel cuore. Mi dispiace, però bisognerebbe essere lì per capire cosa è successo. Sì, manca un po' anche il discorso che si diceva prima, quante persone vengono a Cussignaco, ho detto prima, a vedere la partita, anche a Manzano, effettivamente sono sempre per fortuna che sono ancora quei tifosi storici che mantengono alta la tradizione del calcio e vedere. Però è un peccato, ripetiamo, vedere una situazione del genere, perché insomma Manzano è un'altra delle piazze che ha bisogno di non andare in prima categoria ma tornare nel suo gota che è un po' l'eccellenza, no? Sì, diciamo poi
per come parlavamo prima delle 7 retrocessioni, quando sei ultima, penultima, dopo un po' quasi molli, no? Quindi la Manzanese sembra, non dico che abbia mollato, ma a differenza per esempio dell'Azzurra, certo, che è una squadra, che è una società che se dovessero andare in prima non fanno drammi, ma stanno dimostrando che ci credono e fino alla fine cercheranno di salvarsi. Quindi tanto di cappello ai ragazzi che con poco, con un gruppo di amici, con l'allenatore che è sempre lo stesso, la società è sempre la stessa, stanno facendo un campionato che se ci fossero 3 retrocessioni si sarebbero salvati. Chiaro. I marini dicono che l'Azzurra passa il natisone fresco, okay, a Manzana invece passa il natisone già che si butta nel torre, ma al di là delle battute geografiche. Allora adesso passiamo alla prima categoria, chiaramente Teor in perfetto orario, un treno che non si ferma più, insomma il capolinea promozione in vista, è così, no? Beh, Teor dai, è andata, diciamo, no? Il campionato ha preso il largo, d'altronde c'hanno una squadra con dei fuoriclasse all'interno e li hanno gestiti bene. Gioca a Bodo, quindi, no, se non sbaglio. Sì, adesso è arrivato anche lui, però insomma dai, aspetto come vale per il Pordenone, si aspetta se 5. Un bel chiosco anche lì, da quello che, sì, so. Sì. Una bella, insomma, una squadra che vince sempre, è giusto che vinca, appunto. Sì, no, il Teor è una squadra che è stata costruita per vincere, con un giocatore che nonostante 39 candeline, 40 candeline fuori categoria, ma lo sarebbe probabilmente anche in eccellenza, e secondo me con un allenatore che probabilmente negli anni è stato un po' sottovalutato e si sta prendendo la sua rivincita, che è Berlasso. Chiaro. E come si diceva prima, la famosa semina, no? Gallas. Sì, non saprei cos'altro aggiungere, nel senso che effettivamente è una squadra che ha le migliori individualità e è riuscita con bravura a mantenere un ritmo costante per tutto l'anno, al netto del derby che hanno perso un paio di settimane fa, ma qualcuno dice per dargli un po' il contentino a Rivignano. L'episodio ci può stare, poi se sei così davanti rispetto a tutti gli altri vuol dire che sei comunque bravo, ripeto, al netto delle individualità che comunque sono superiori evidentemente agli altri. E come il discorso del Pordenone, ma anche degli altri gironi di prima, probabilmente si conta, quest'anno festeggeranno tutti abbastanza in anticipo. Meglio della primavera. Jacopo, tu hai seguito il Teor, hai avuto occasione di seguirlo per quanto riguarda... No, la mia zona è più da un'altra parte. Troppo umido là, diciamo. Quando hai il budget della categoria, dei dilettanti, come ha detto Bodo, insomma, viene facile anche vincere il campionato, poi sono una squadra veramente forte. Poi comunque anche lì c'è una presidenza che sta lavorando veramente bene. Per quanto riguarda invece la zona retrocessione, anche lì insomma c'è parecchio traffico, no? Lì vale ormai per tutti i campionati, perché anche in prima, no, vanno giù tante squadre e quindi lì ci devi dare dentro, c'è poco da fare. Se ti vuoi salvare, se vuoi rimanere in categoria, perché dopo risalire è difficilissimo, perché anche se tu retrocedi, sei una squadra forte, risalire è difficilissimo, adesso cominciano i mesi quelli tosti. Come si parlava prima, no, del discorso che gioco forza, se dopo manca, ti passa, vedi la situazione col discorso delle retrocessioni eccetera, chiaramente poi gioco forza tutto viene da sé. No? Beh, questo è il periodo cruciale del campionato, soprattutto per chi si vuole salvare. Fare risultati adesso è importante, ma se sbagli qualche partita con tante retrocessioni diventa difficile, impegnativo dopo recuperare punti, perché tutte si devono salvare, tutte devono far punti, qualcuno vuole avere il playoff, chi deve vincere, il Teor anche quando vincerà non lascerà punti a nessuno perché vorrà fare più punti possibili, perché Cabine vorrà fare 20 gol, perché Osagede ne vuole fare 15, chi si deve salvare deve salvarsi grazie alle sue forze. E poi c'è da capire sempre quando si va su se effettivamente l'organico ha la controprova, no? La famosa prova del 9, di vedere poi di riuscire a mantenerla poi la categoria, perché magari fai fuoco e fiamme in prima categoria e poi quando vai in promozione già è un salto non da poco, no Gallas?
Beh, quest'anno basta vedere alla fine tutte le squadre neopromosse hanno fatto tanta fatica, nel girone B sono tutte praticamente ampiamente in zona retrocessione, nel girone A la migliore in questo momento è il Sedegliano e poi ci siamo noi, quindi diciamo che effettivamente il salto c'è ed è squadre che comunque l'anno scorso hanno fatto molto bene in prima categoria. Manzanese, Union, l'Azzurra, sono tutte squadre che comunque quest'anno stanno facendo tantissimo fatica. Insomma c'è tanto traffico, poi da capire effettivamente, no, come andrà a finire. Prima di sentire Jacopo però andiamo per quanto riguarda la prima categoria girone B, Deportivo Veleggia, il solitario, ha già salutato tutti, se n'è andato, insomma a questo punto i numeri sono quelli, no? Sì, beh, anche lì festeggeranno e via. Anche questa però è una realtà molto interessante, no? Quella del Deportivo. Perché adesso non voglio dire cavolate, essere impreciso, però è già qualche anno, almeno un paio d'anni, no? 2 o 3 anni che cercano di... quindi probabilmente è arrivato il momento giusto. Chiaro. Ecco, belle strutture, hanno... Poi sono qua dietro. Esatto, giocatori comunque che hanno fatto categorie anche superiori. Mi piacerebbe a fine anno se ci fosse un triangolare fra Deportivo... Lei si propone eventualmente per la guida tecnica? No, un triangolare tra Deportivo, Teor e Centrosedia, un bel triangolare per vedere... Una Supercoppa. Esatto, chi è la più forte, perché comunque hanno dominato i 3 gironi della prima. Quest'anno è proprio una prima categoria dove non c'è trippa per gatti, no? No, infatti l'anno scorso è stato invece un girone B di prima categoria che era stato molto bello perché aveva vinto il Manzanese, poi dietro è arrivato l'Union, poi noi, poi il Deportivo, il Centrosedia a un punto dietro di noi, quindi erano finiti tutti nell'arco di un 5 punti e quest'anno si sono liberati i posti, sono stati messi uno per girone in modo che ognuno si facesse il proprio campionato sereno. No, scherzi a parte, sì, il Deportivo sono partiti anche loro dalla terza categoria con un bel progetto e hanno vinto la seconda, vinceranno quest'anno la prima e quindi penso che siano pronti a livello di società per fare la promozione. Sì. Allora Jacopo, vuoi dire qualcosa anche tu su questo girone B di... Beh, già deciso come l'altro girone, come probabilmente anche il girone C col Centrosedia, sono gironi che ormai hanno già la loro promossa. Lanciamo, come giustamente ha detto il mister, lanciamo un sasso all'amico Hermes Canciani, magari nel frattempo Hermes comincia un attimo so che tu sei molto operativo, no? Basta dirti 2 robe, tu subito parti, magari perché no organizzare a fine stagione un triangolare, una sorta di Supercoppa, no? Delle vincenti dei gironi di prima categoria per assegnare una sorta di scudetto locale per vedere chi è la più forte, magari andata e ritorno, no? Non fare solo il triangolare limitato. Avevo proposto a Massimo che se avessi vinto il campionato con la Varian fare una finale col Pordenone, ma adesso che si arrangino sono fatti loro, non mi interessa più. Non mi frega più niente, insomma. Vabbè, pallone rotondo. Allora rimaniamo nella prima categoria, nel girone nel girone B, perché eravamo proprio domenica insieme ad Alessandro Fiermonte che ha curato le riprese a seguire proprio la seconda e la terza che già, diciamo così, sono già proiettate per la stagione successiva. E allora andiamo a vedere questa breve sintesi tra la Risanese e il Ragogna, un risultato possiamo dire anche clamoroso. Andiamo a vedere il servizio. Le telecamere di TV12 a Risano per il match valido per il girone B di prima categoria tra la seconda e la terza. Ormai il Deportivo, come si dice, ha mollato gli ormeggi e veleggia in solitaria in testa alla classifica. Una sfida anche per provare schemi da parte dei 2 allenatori. Più guardingo il tecnico Noselli dei padroni di casa che schiera un 5-4-1 con Lunardi in porta con numero 1, la linea difensiva 5 che vede da destra a sinistra Del Fabbro col 7, Zanola col 6, Bozzicco numero 5, Fabbro numero 3, Bortolami con numero 2. 4 centrocampisti, Zanutti con numero 11, Codromaz con numero 10, De Cecco numero 8 e Degano numero 4, l'unica punta Crosilla con numero 9. Dall'altro campo il mister Veritti del Ragogna invece scende in campo con un 4-3-3 puro.
neri tra i pali con numero 1, 4 difensori in linea da destra a sinistra, Boer numero 6, Collini numero 5, Borena numero 3, Zucchiati numero 2, a centrocampo Cozzi numero 8, Pasta numero 7 e Persello numero 4, il tridente d'attacco Nat con numero 11, Borgni numero 10 e Marcuzzi numero 9. Dirige l'incontro il signor Battistone di Pordenone. La prima vera occasione su un calcio di punizione a favore del Ragogna, ma la palla fa la barba al palo, ma Lunardi comunque era in traiettoria. Alla mezz'ora di gioco il risultato si sblocca, tutto nasce da un calcio d'angolo, Zanolla entra in area piccola e infila alle spalle del portiere avversario per il gol del vantaggio della Risanese. Al 40° il Ragogna reclama un calcio di rigore, c'è un'azione, un conciliabolo al limite dell'area, parte il tiro e forse un giocatore della formazione padrona di casa colpisce la sfera con il braccio, anche se le immagini non sono molto chiare, il direttore di gara è più vicino rispetto alla posizione della nostra telecamera e per lui non ci sono gli estremi per la concessione del calcio di rigore tra le proteste dei tifosi ospiti. E quello che non viene assegnato in area della Risanese viene assegnato pochi minuti dopo nell'area del Ragogna. C'è un contrasto, proprio siamo allo scadere del primo tempo, un contrasto normale secondo alcuni di gioco, l'arbitro però vede l'intervento irruento del difensore del Ragogna e concede il calcio di rigore a favore della Risanese. Proteste dagli spalti chiaramente da parte dei tifosi ospiti. Zanolla dagli 11 metri mette la palla a rasoterra sul palo opposto rispetto alla posizione del portiere, quest'ultimo intuisce ma non ci arriva. 2-0 al termine del primo tempo a favore della Risanese. 21° del secondo tempo, Presello calcia dalla destra una punizione in area, la palla viene respinta dalla difesa ospite, raccoglie al limite Nat, calcia in mezzo, c'è un batti e ribatti, richiesta del fuorigioco forse non applicato a dovere da parte della difesa del Ragogna. Kodromaz ringrazia e mette dentro il pallone del 3-0. A 5 minuti dal termine il gol del 4-0 che chiude la partita, contropiede classico da parte della Risanese che trova scoperta la difesa del Ragogna, Crosilla a pochi passi non può far altro che infilare il gol, come detto, del 4-0 finale. Chiaramente qualcuno diceva sugli spalti, mentre eravamo a seguire la partita, si fanno esperimenti vista già della prossima stagione. Alcuni tifosi del Ragogna si sono un po' lamentati col direttore di gara, va detto che però d'altronde in prima categoria mi permetto di dire c'è solo un arbitro, non hai l'assistente di linea e chiaramente l'arbitro è più facile che incappi in errori di valutazione rispetto magari alle categorie superiori dove teoricamente sei aiutato dai 2 assistenti di linea, no? Poi vediamo cosa succede in Serie A, ma non apriamo, rischiamo di andare al VAR, ma noi il VAR è troppo lontano, va a Lissone, poi si torna indietro, tangenziale di Milano, traffico, rimane tutto bloccato. Al di là di questo, esperimenti mister che a giochi fatti ormai si devono cominciare a mettere in campo, no? In vista proprio della prossima stagione, perché probabilmente il Ragogna ha intenzione, come la Risanese, di salire di categoria. Sì, ma esperimenti in base a cosa? Se poi i giocatori che vuoi sperimentare il prossimo anno cambiano squadra, cioè visto che il prossimo anno non ci sono più i vincoli, io penso a vincere le partite e magari non prendere 4 gol. Anche perché presumo che in prima ci siano ancora i playoff, quindi perché sperimentare cosa? Per me non ha senso. Diciamo così, a volte si fanno ragionamenti in chiave particolare, poi chiaramente uno va a vedere una partita tra la seconda e la terza, si aspettava magari qualcosa di più, no Bernardo? Ma io guarda, la vedo come lui, intanto il campionato deve essere regolare. Quindi devono giocare le squadre più forti, dopo tu ogni tanto metti dentro un ragazzo che vuoi magari valutare, quindi tra l'altro siamo ancora a febbraio, quindi non so che esperimenti si devono fare, probabilmente è una giornata storta, è chiuso lì. Può capitare, no? Sì, Se capita al suo allenatore lei cosa fa? No, non abbiamo un margine per fare grandi esperimenti, ecco, dai. No, a parte gli scherzi, io penso che comunque nel girone B di prima, al di là del Deportivo,
non ci siano società in questo momento che vedo attrezzate per poter andare a fare una promozione, quindi magari posso anche pensare che uno per mettere le mani avanti in qualche modo si chiami un po' fuori da un'eventuale mischia. Ci può anche stare, perché comunque la differenza tra una prima e una promozione, a maggior ragione una promozione regionale come sarà quella del prossimo anno, ci sono 2 se non 3 categorie. Un abisso, di diciamo, in un certo senso. Sì, nettamente. Luca, Jacopo, concordi? Sì, concordo pienamente, concordo anche con i mister dall'altro lato, perché alla fine se poi dopo il prossimo anno per cambiare categoria ne acquisti 5, 6, quanti sono, e quelli che arrivano via, insomma, sperimentare fino a un certo punto. Anche perché hai preso 4 gol. Sì, no, non proprio uno, no? Magari dicevo Esperimento prima, fallito, insomma. Onestamente mi aspettavo qualcosa di diverso, perché andavo a vedere la seconda contro la terza, insomma mi aspettavo oggi qualcosa. Allenamento non vorrei essere nello spogliatoio. Sì. Immaginiamoci cosa può succedere. Restiamo in prima categoria e chiaramente andiamo nel girone C, dove il centrosedia, insomma, ha allungato l'allungo decisivo probabilmente per quanto riguarda la promozione. Questo vuol dire ottimo lavoro messo in campo dal duo Todone-Filippo, no? dei due patron della squadra, oltre ai dirigenti che stanno lavorando veramente bene. Direi di sì, direi che funziona, perché se sei in quella posizione lì vuol dire che hanno fatto un buon lavoro. E a San Giovanni Ratisone non è facile, vi posso garantire, non è facile e semplice fare calcio. No, diciamo che hanno costruito sono già 2 o 3 anni che cercano di far bene, e quest'anno hanno costruito una squadra di 15-16 giocatori forti per la categoria. Hanno giocatori buoni, ottimi in tutti i ruoli. Davanti hanno Filippo che come cabine magari un po' di più, ma anche lui potrebbe giocare tranquillamente in promozione, eccellenza. Hanno Zufferli, che l'ho nominato prima come miglior giocatore della settimana, che secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati della regione, perché potrebbe fare tranquillamente una promozione fatta come si deve. E hanno anche Donna, che è un ragazzo giovane che arriva dal Corno, che è molto bravo. Chiaro. È un centrosedia Natisone già strutturato per fare bene anche in promozione? Hanno già, so che gioca già un 2007 se non sbaglio, titolare, se non sempre quasi. Certo, il salto, come dicevamo prima, è di 2 categorie più in alto. Trovare fuori quota non è semplice e devono cercare di non perdere quei 4 o 5 pezzi importanti che ci sono in squadra, e magari portare vicino qualcuno per fare un campionato il prossimo anno, magari per salvarsi, per arrivare a metà classifica, per rimanere, per consolidarsi nella categoria. Hanno un allenatore giovane che non lo conosco personalmente, ma mi dicono che abbia tanta voglia e tanta passione, che sia bravo, e allora complimenti. Le idee sono chiare. Insomma, certo, anche il presidente l'aveva dichiarato all'inizio che voleva vincere, e il tempo gli sta dando ragione. Chiaro. Gallas, giustamente come lei mi ha detto più volte, insomma, durante questa trasmissione si elabora, poi bisogna anche mettere in campo la squadra, no? Sì, no, ma infatti questo è un altro esempio, come tanti altri, dove avevano costruito una squadra per vincere. Io l'ho fatto negli anni scorsi, ma un anno mi è andata dritta e l'anno scorso no. L'anno scorso non avevamo una squadra per vincere il campionato, ma non l'abbiamo vinto, quindi so che non è semplice e ci sono sempre anche degli avversari che vogliono vincere come te. Il centrosedia quest'anno ci sta riuscendo e ci riuscirà, perché adesso ha già affrontato tutte le avversarie dirette, battendole tutte, quindi anche lì non vedo più grandi problemi che potrebbero avere. L'allenatore lo conosco io personalmente, è un amico, Mister Monor, che è molto molto bravo, perché da quando è arrivato a metà anno l'anno scorso effettivamente hanno cambiato marcia. L'anno scorso sono arrivati a un punto dietro di noi e noi poi siamo stati ripescati, quindi alla fine hanno mancato la promozione per un punto, e quest'anno ce la fanno, e è un'altra squadra che sicuramente è società pronta e attrezzata per fare poi la promozione. Secondo me dovranno cambiare più di qualcosa, l'ho provato io anche quest'anno,
essere competitivo, però hanno tutti i mezzi per farlo e certo. quindi è una società che può fare la promozione tranquillamente. Jacopo. Sì, sono d'accordissimo con tutto quello che hanno detto, in più Don è fortissimo, gioca anche un 2006-2007 ed è un valore, considerando che si vuole andare su avere già 2 giovani che hanno giocato un anno nei grandi, e poi c'è anche il tema che non ci sono i fuori quota in eccellenza, quindi chissà quanti scendono giù in promozione, quindi in realtà forse li trovi anche, però è una squadra che funziona, il mister entusiasta e trasmette proprio voglia di vincere. Anche quando l'ho intervistato era sempre positivo e verso la squadra, contento, trasmetteva voglia di giocare, di vincere, quindi funziona tutto e sono lì davanti, hanno ragione. E questa è la cosa fondamentale. Anche qui è un campionato, questo girone, no? Un girone interessante anche sotto il punto di vista di chi dovrà evitare la retrocessione. Cioè, l'argomento sembra lo stesso, quindi le modalità sono sempre le stesse. Che altro mi riallaccio al salto di categoria. Lo snodo poi sono i fuoriquota comunque, perché adesso sembra che nell'eccellenza gli tolgano, ma altrimenti vai a cascata, è difficile trovarli affidabili, i ragazzi di oggi magari hanno qualche fragilità in più, quindi io penso che sia lì poi un ago della bilancia importante per le società. Chiaro. Giustamente, io entrerei già anche in ottica per quanto riguarda la seconda categoria e lasciamo la terza, perché la terza rimane sempre una categoria un po' particolare, no? C'è chi la vuole abolire, chi invece la vuole riproporre, chi dice che la terza è un po' il calcio di una volta, nel senso che è ancora quel calcio dove si assapora, no? I paesi, le tradizioni e via dicendo. No? Il derby Torviscosa-Malisana. Che bello. Io ho tanti amici a Torviscosa, ho visto un derby e sembrava quasi di vedere un derby di promozione. Certo. Certo, Malisana il paese piccolo, Torviscosa la nobile decaduta, però stanno cercando di tornare su e non è facile perché Malisana ad oggi mi pare sia un punto sopra, anche se tra poche domeniche avranno lo sconto diretto. Chiaro. Ma questa, diciamo così, tornando proprio al tema anche con cui abbiamo aperto questa puntata di terzo tempo, no? Quello cioè della famosa gioco a forza, ne dobbiamo parlare, della ristrutturazione dei campionati. La terza categoria potrebbe essere una fucina in un certo senso, magari dove si può veramente sperimentare in maniera chiara, magari una sorta di under 20 con squadre che magari che hanno magari giocatori a livello di eccellenza, mandare magari qualche giocatore a farsi le ossa, no? Perché la terza categoria, Presidente, no? Mi insegna, è dove veramente si fa le ossa, no? In un certo senso. È un po' l'ultimo stadio del calcio, no? Sì, esatto, ecco. Questa Cioè, è meglio andare a giocare in terza che negli amatori qualche volta. Beh, nel senso, allora, se vai perché anche lì si vede di quelle cose, no? In terza, onestamente, poi è difficile riuscire poi a fare il salto di promozione. Noi siamo partiti dalla terza categoria l'anno prima che l'abolissero, l'anno del Covid, vincendo la terza, quindi abbiamo fatto la terza, ho vissuto la seconda, ho vissuto la prima, adesso sto vivendo la promozione. Diciamo che la terza categoria sì, a un livello amatoriale, totale, ecco, come è giusto che sia. Personalmente sulla riforma io posso essere d'accordo sulla diminuzione dei gironi in alto, non sono d'accordo su riproporre la terza categoria, io avrei fatto un bacino molto più ampio in seconda, quindi chiudendo, diciamo, i gironi in seconda categoria e facendone di più in modo da andare a creare ancora più derby magari in seconda categoria. Ecco, io sarei stato per ampliare il numero di gironi in seconda. Per mantenere viva la fiammella, no? Più che altro locale. Sì, perché poi in terza secondo me è difficile riuscire a mantenere nel tempo le squadre in terza categoria, perché poi la gente si stufa di giocare, molla, quindi fai fatica a trovare giocatori, quindi poi le squadre non si iscrivono, quindi diminuiscono le squadre, quindi fai fatica a comporre i gironi e torni da punto a capo, ecco, motivo per il quale era stata abolita la terza categoria. Sì, poi c'è questa, questa immigrazione tra parentesi verso i campionati amatoriali dove esatto. Col Covid anche loro ne hanno risentito, perché sappiamo insomma ci sono diverse squadre anche negli amatori che sono un po' sparite, magari sempre per il discorso delle infrastrutture, i costi e via dicendo, però di certo questo è un incentivo, no?
Sì, ma ripeto, secondo me il tema della terza categoria funziona poco, perché eravamo arrivati ad avere, noi quando abbiamo fatto la terza categoria c'erano 3 gironi, quindi cioè, noi in terza dovevamo giocare a Trieste da Udine, ed era folle ovviamente, e quindi cosa succede? Che poi l'anno dopo tanti dicono, sai che c'è, non mi iscrivo, non vado a giocare. Quindi è un cane che si morde la coda. Vedremo, già quest'anno i gironi erano pochi, vediamo il prossimo anno, ma non so. Senza le squadre under 23 sarebbe stato ancora meno le sì, esatto, ma anche squadra 23, bisogna vedere se poi hai i ricambi, se durano, quelli che escono dall'under 23 poi dove vanno. Con gli amatori. Esatto, ma perdi poi il bacino, no? Quindi non lo so. Non la vedo, ecco, così rosea al tema. Insomma, ne vedremo delle belle, come si dice in questi casi. Jacopo, tu invece che segui anche le altre categorie, no? Come vedi questo discorso del... Beh, la terza è bella quando voglio vedere il derby Torriscosa-Malisana o... Perché c'è un bel chiosco, Poggio, no? Bei tifosi del Malisana, che sono tanti, colorati e cantano, ma anche Poggio Itala, sono belle queste storie di paese, poi hai pienamente ragione, però dall'altro canto l'anno scorso ho giocato in seconda categoria e le ultime 4-5 squadre prendevano 200 gol, e quindi sì, però succede la stessa cosa in terza categoria, quindi è un cane che si morde la coda, e tra parentesi io nel collinare negli amatori ci gioco, che forse è quasi meglio della terza categoria. Perfetto, questo è l'ultimo intervento, perché mi fanno segno dalla regia che sono le 23, dunque dobbiamo chiudere, altrimenti il palinsesti mi tira le orecchie. Vado a salutare i miei ospiti per quanto riguarda questa puntata: Sante Bernardo, Amedeo Russo, buonasera. Jacopo Puntin, nostro inviato, e l'amico Alberto Gallas. Allora, in bocca al lupo a tutti voi tre per quanto riguarda i vostri impegni sportivi, per quanto riguarda insomma il tutto. Sono le 23 spaccate secondo l'orologio del meridiano dell'Europa occidentale, e come si dice nella lontana, non perfida Albiona, ma nella lontana provincia dell'impero, mandi, e alla prossima. Tornerà Massimo la prossima puntata, si riprende dall'influenza e tornerà lui a condurre. Per quanto mi riguarda ci rivediamo a presto.